a tutti, eccoci qua. Abbiamo abolito, ha sospeso per ora l'inno, perché sull'inno sto meditando e non ho le idee chiare, quindi chiamiamolo scuola padana e basta. Tanto ormai sento che abbiamo il nostro giro di ascoltatori che si sta ampliando e mi fa piacere che cominci ad esserci dentro anche qualche studente, qualche studente, perché dalle 3 alle 4 gli studenti sono già a casa o alcuni stanno andando a casa perché finiscono alle 2. Infatti io venendo qua in via Bellerio, quando sono partito dal paesello lì a Vimodrone, ho incrociato degli studenti completamente spossati che stavano uscendo da scuola e tornando a casa alle 2:15, cose dell'alter moon, perché sono consecutive, sono entrati alle 8. Però la notizia che vi do oggi e che sicuramente molti non sapranno perché io stesso l'ho scoperta per caso, è che nonostante le mie campagne contro il tempo pienismo, contro la enormità del curricolo scolastico, eccetera, dall'anno prossimo negli IPS, gli istituti professionali di Stato, che adesso hanno 32 ore, ci sarà, e nei tecnici, cioè che tutti i due blocchi hanno le 32 ore, verrà introdotta un'ora in più o in prima o seconda. Qui sembra che saranno libere le scuole di decidere se farlo in prima o in seconda. L'insegnamento di che cosa? Uno dice, sarà la pratica, andranno a vedere, no, geografia economica. Verrà introdotta un'ora per un anno, un'ora settimanale per un anno, geografia economica. E qua vi leggo dei pezzi di questo articolo di Anna Maria Indinimeo che racconta un pochino questa faccenda, tanto che voi vi riprendete dallo stupore senza fine, perché qui è uno stupore senza fine. Cioè questi qua vanno su per cambiare l'Italia e come lo fanno? Immettendo dosi della porcilaia antica che ha rovinato l'Italia. Cioè il gigantismo dei curricoli scolastici, il nanismo degli orari di servizio dei professori, l'enormità della spesa pubblica, la separazione tra apprendimento scolastico e vita reale, professioni, industrie, economia, commercio, eccetera, eccetera. In più adesso hanno reinventato e stanno ripreparando le pensioni baby per il personale dello Stato e per gli insegnanti, quindi proprio è il veteronuovismo o il neoveterismo, non so come lo possiamo chiamare, però dopo leggerò perché adesso la gente che comincia a vedere questo governo vicino agli sgoccioli lo scopriremo quando sono le elezioni europee, il 25 di maggio. Dopo il 25 maggio scopriremo come va. È vero che se va giù Renzi c'è il caos e poi per un po' c'è il caos. Non ci sono storie, non ci sono balle perché non si vede niente di che maturi di vero, di forte, di autentico e di capace di cambiare le cose. Quindi anche se il leghismo aumenta, ma se aumentasse sempre dentro livelli così non decisivi per il governo del paese, quindi il paese è allo sbando. Dopo mi chiamano i vecchietti e dicono ma tu ci rattristi, ci fai venire la depressione. E che posso fare? Ridete anche voi come faccio io. Io rido. E allora qua dice, al di là dell'entrata in vigore del decreto 112 del 2008 che riduceva di 4 ore alla settimana il quadro orario degli istituti tecnici e professionali a partire dall'anno scolastico 2010-2011, diceva su la Gelmini, ha causato negli ultimi 5 anni non poche proteste da parte degli insegnanti che hanno visto ridurre il monte ore settimanale della loro materia anche nelle classi che seguivano i vecchi indirizzi a esaurimento. Qui la nostra signorina però si dimentica di dire una cosa, che non è vero
che gli insegnanti hanno avuto ridotto il monte ore, perché loro prima, quando le ore sulla carta erano 36, ne facevano 30, perché facevano le ore di 50 minuti negli studi tecnici e professionali. E infatti io mi ricordo benissimo gli studenti di queste scuole mi dicevano: ma da quando c'è stata la riduzione della Gelmini noi abbiamo aumentato di 2 ore l'orario scolastico, perché prima ne facevamo 30, adesso ne facciamo 32. Perché? Perché la Gelmini ha vietato di fare le ore di 50 minuti. Quindi, pur avendole ridotte di 4, di fatto per l'alunno sono aumentate di 2. Queste cose non le dicono i furbones, ve le dico solo io. E da un lato questo mi lusinga, perché dico, allora, nonostante tutto, ho mantenuto una certa lucidità su questioni fondamentali. Dall'altro mi cadono le braccia, perché dico, ma possibile che cose così grosse e così potenti le dica solo uno qualsiasi come sono io, che bene o male conta zero, ha contato zero. Sì, ho fatto il preside, ma il preside ce ne sono 10.000 in Italia. È stranissima questa cosa. E combacia però con quella visione dell'Italia come un paese di moralisti, dove lo scontro è sempre tra le filosofie di fondo, tra le visioni del mondo, e la quantità apparentemente non la guarda nessuno, però tutti poi stanno attenti al loro portafoglio, però nella progettazione, nell'analisi sistemica, nella valutazione eccetera, la quantità, la mera analisi quantitativa non viene fatta. Poi tutti stanno attentissimi, però la fanno di nascosto il calcolo. Fanno di nascosto. Come i conventi che dovevano aprire i monsignori dei conventi per ricevere gli extracomunitari. Loro non li hanno aperti. Hanno aperto l'Italia agli extracomunitari, ma non i conventi, perché avrà fatto i conti e ha detto: quando li hai presi, dopo che gli dai da mangiare? Quindi è meglio regalargli il territorio e gli alberghi pagati dai comuni, dalle province, dalle regioni, e siamo sempre lì. Siamo un paese così, ma siamo noi, siamo noi. Io è questo che dico. Io perché non me la prendo, non mi indigno, non metto pugnali tra i denti, perché so che siamo noi che alimentiamo la nostra sofferenza, perché non siamo capaci di trovare un equilibrio giusto tra l'altruismo che ci vuole e l'egoismo che ci vuole, anche lui, è 50-50. E trovare la via di mezzo e farla diventare politica dello Stato, eccetera, eccetera, non siamo capaci. Allora magari facciamo gli egoisti, quanti ne conosco che fanno così, fanno gli egoisti per 11 mesi l'anno e poi per un mese l'anno vanno a fare gli altruisti in Africa, in Sud America. E i lombardi in primo luogo sono così, I lombardi in primo luogo sono così. E non siamo capaci di trovare questa sintesi, e può darsi che non ci riusciremo neanche mai, chi lo sa, perché adesso vedi, avevamo cominciato a cercare la via per liberare il nord dall'oppressione e dal spogliamento che è in atto, e volevamo cambiare lo Stato italiano e non ci siamo riusciti. Adesso abbiamo spostato l'obiettivo sull'Europa, vediamo cosa succede, come vanno queste elezioni, però è chiaro che, a meno che non succedano dei patatrac giganteschi, come dice il Gianmaria, il Tafano, non riusciamo a eliminarlo. Quindi saremo punzecchiati e divorati costantemente dal tafanismo per altri anni. Però non importa, perché vedendo la storia vera, la storia degli altri paesi, vediamo che le cose possono durare decine, centinaia di anni. D'altronde tu non hai scampo, perché o dici quello che vedi e quello che senti e quello che pensi, oppure sei già morto. Quindi, tutto sommato, noi abbiamo questa radio che ci permette, io ringrazio il cielo, di dirci le cose che pensiamo, che vediamo, che sentiamo, e dobbiamo essere contenti, perché una volta non c'era manco quella. Se penso a com'era 30 anni fa, non avevamo niente, eravamo solo pirla e non avevamo niente. Vabbè, comunque,
Allora, torniamo perché adesso ho divagato un po' troppo, torniamo alla geografia economica. Con questa sorpresa, a nemmeno 5 anni dall'entrata in vigore del provvedimento precedente, cioè quello della Gelmini, prendiamo atto che era di centrodestra, la Gelmini, lo dico per gli ascoltatori giovani che non lo sanno. Prendiamo atto che il governo, ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza per l'avvio dell'anno scolastico, quindi da settembre del 2014, nel prossimo anno scolastico, con il decreto legge del settembre scorso l'istruzione riparte, ha ritenuto di rispondere alle esigenze dell'istruzione, eccetera, eccetera, inserendo la 33esima ora nelle scuole. Si saranno accorti che forse hanno tagliato troppi laboratori, Niente di tutto questo. La geografia generale ed economica, da sempre insegnata solo negli studi tecnici e professionali per il commercio e il turismo, era una materia di indirizzo specifica degli istituti tecnici e professionali per commercio e turismo, entra obbligatoriamente nel piano di studi di elettronici, meccanici, grafici, biotecnologi, aeronautici, ottici e ristoratori, aggiungendo un'ora al piano orario in prima o in seconda, Dopo, per un anno solo c'è l'aumento di un'ora, però ovviamente questo dice subito dopo, ma la voglia di avere un'ora in più cominceranno a averle anche altre categorie di professori, perché un'ora in più in tutte le scuole superiori, cosa vuol dire? Un'ora in più. Gli studenti degli studi tecnici sono 200.000 in Italia, no? 200.000, quindi sono 20 per classe, sono 20.000, 20 per classe, 1.000 classi fa 20.000, sono 10.000 classi, quindi tu fai 10.000 ore settimanali, 10.000 ore settimanali se metti un'ora in più in un anno, 10.000 ore settimanali ci vogliono 500 professori, anzi 600 professori, per fare solo quell'ora lì, quell'ora lì. Ma al di là di questo, chi ha deciso questo forzoso ampliamento dell'offerta formativa? Se non sbaglio dovrebbe essere le scuole a decidere, e dovrebbero farlo senza superare le 32 ore, perché le scuole hanno dei margini di manovra sul programma, che vi ho spiegato varie volte, adesso non ho tempo di rispiegarvelo. Quale urgente e ineludibile esigenza didattica ha portato a porre migliaia di ore per 3,3 milioni di ore nell'anno 2014 e 9,9 milioni a decorrere dall'anno 2015? Milioni di euro, no di ore, milioni di euro, le ore le abbiamo viste, a carico del bilancio dell'istruzione, mentre le scuole non riescono a far fronte alle esigenze più pressanti. Qualcuno ha pensato al potenziale effetto domino, superando il tabù delle 32 ore, si tratta solo di fare pressioni in modo più efficace per vedersi accontentare. Inizieranno le richieste tutte uguali, più ore, le richieste dei professori ovviamente, e dello statalismo. Gli alunni sono già in coma e i genitori lo sanno bene, ovviamente. E come si potrà rispondere di no? La cultura è il futuro, i giovani sono in coma, ma la cultura espandendosi favorisce i giovani. Perciò, e come si potrà rispondere di no? Faranno intervenire i saggi, la cabina di regia, gli intellettuali per dimostrare quanto sia buono e giusto aggiungere un'ora di geografia o chimica o disegno, eccetera, eccetera, eccetera. Forse sarebbe meglio congelare la situazione almeno per un anno e, se possibile, non iniziare con una serie di riforme. Vedete perché poi dice, ma com'è che nonostante tutti i tagli continua a aumentare il debito pubblico? Perché dopo, quando vai a vedere, io sono andato a tirar fuori questa legge, il decreto 112 del 2008 e quello del giugno quello del 2013 di novembre sulla Gazzetta Ufficiale, eccetera, eccetera. Questa faccenda qui dell'aumento di un'ora è lunga mezza riga, Cioè
in una roba che è lunga 20-30 pagine, 40 pagine, 50 pagine, che parla di tutt'altro. Quindi è così, è un continuo così, cioè tu ti giri e zacchete, ti infilano dentro l'aumento della spesa pubblica. E sempre secondo i meccanismi tradizionali. Per cui adesso, anzi, volevo commentare un po', me l'ero fatta l'altra volta, se c'è qualcuno che vuole intervenire, qualcuno che ha figli poi in scuole professionali, gli IPS, non quelle regionali, anche in quelle regionali, ma negli istituti professionali di Stato, o anche ragazzi che stanno ascoltando, di qualche IPS che vogliono intervenire e dirci com'è il clima e lo sforzo didattico a scuola, facciano pure. Tra un po', tra l'altro, avremo di nuovo il collegamento col nostro Marco, docente di scuola professionale regionale, e quindi prego, sentiamo un ascoltatore. Signor Presidente, buongiorno. Buongiorno. Io sono il papà di 3 ragazzi Sì. che lavorano tutti, grazie a Dio, e hanno fatti tutti una scuola professionale. Regionale o statale? Statale. l'IPS, sì. Sì, uno ha fatto l'alberghiero, l'altro ha fatto meccanica e l'altro ha fatto l'altro così. Mi domando una cosa, non era forse meglio una volta quando c'era l'avviamento professionale e la media, dove i ragazzi, uno che non voleva studiare sui libri, studiava sul tornio, sull'offesa, e a 15-16 anni era già un signor operaio. Adesso noi siamo tutti col 6 politico che è arrivato nel 62, tutti diplomati, tutti laureati, tutti disoccupati. Sì, l'abbiamo... Cosa ne pensa, signor Presidente? Grazie, lei da dove chiama, scusi? Da Sondrio. Orca, arriva il segnale bene anche lassù? Sì, benissimo. Ottimo, grazie. Sì, buona giornata. Buongiorno. Sentiamo il prossimo, poi rispondiamo. Sì, prego. Bene, buongiorno. Buongiorno. Salve. Sì, buongiorno. Preside. No, devo dire che io i presidi me li ricordo sempre come delle somme autorità inavvicinabili. C'è qualcosa di stratosferico. Massimo avvicinava il professore, vicepresidente. No, comunque lei invece mi sembra molto più vicino a quelli tipo direzione di fabbrica, un capreparto. No, comunque perché la parlate con lei. E volevo dire che secondo me in Europa in questo secolo la sfida sarà, per adesso sulle 2 sponde dell'Atlantico una scuola federale c'è, quella americana, dell'Occidente ma anche quella europea, e non la vedo dura perché un po' in Germania c'è. Sì. C'è, ma però è molto confinata in Germania, a parte qualche paese germanico intorno, perché i canoni tedeschi sono molto difficili da esportare, perché sono ancora diversi da quelli americani, più rigidi, perché mentre l'America è una scuola che io mi riconosco di più, perché è tipo empirista, sa cosa vuol dire, no? Parte dal dato pratico, tipo Benjamin Franklin che studiava i fulmini, e poi ha inventato il parafulmine. Qui invece è sempre stato usato il metodo contrario, cioè partire dalla teoria astratta tipo la teoria proprio come elaborazione chiusa in una stanza e poi da lì tirare dei massimi sistemi fuori. Io questo modello non mi sono mai riconosciuto perché ha sempre creato dei bordelli della Madonna e quindi mi riconosco in quella americana, però riconosco la bravura tedesca nel tirar su degli operai delle scuole aziendali, ecco, quello bisogna riconoscere. Però secondo me rispetto alla Cina manca questo tassello occidentale europeo, che la vedo un po' dura perché un po' che la Germania nicchia e poi c'è effettivamente l'ignoranza dei paesi del sud Europa dove c'è questa cultura del sei politico, una cosa orribile e quindi bisognerebbe studiare meglio il modello americano, perché loro sono sempre riusciti a tirare fuori dalle masse più ignoranti i talenti migliori senza lasciarli in mezzo alle gang, queste robe qui, ecco. Cosa che non avviene in Europa, soprattutto nel mondo peggiore, quello del sud Europa, ecco, dove questi tipo Jenny Caronia, quella roba lì, ecco. Va bene, saluti. No, niente, volevo dire al signore di Sondrio che io il disco sul fatto che in Italia è gravissimo che siano stati aboliti i percorsi rapidi verso il lavoro, lo sto dicendo da anni, Sto dicendo da anni, non a caso da varie settimane abbiamo come ospite fisso il Marco Gasparotto, che è un insegnante di una scuola professionale riconosciuta dalla regione e che io ho fatto venire proprio per spiegare anche ai padani, anche loro
travolti dall'umanesimo e dalla cultura licealista, dalla supremazia della formazione umanistica integrale, eccetera, eccetera, hanno perso, sono stati travolti anche loro, e anche qui al nord il liceo era diventata la scuola più richiesta, ma non obbligatoria, più richiesta. Abbiamo il Marco, eccolo qui, Marco. Ciao Sergio. Ciao. Va bene? Ma hai la radio accesa per caso? Perché c'è un eco. Aspetta, lo senti ancora? Un po' sì. No, adesso sento tutto. Sei in viva voce, mi diceva il regista. No. Va bene, allora come va? Sei a Varese tu, vero? Sì. Sì, sono no, dicevo che ha chiamato un genitore lamentandosi, appunto, dice che lui ha 3 figli che hanno fatto tutte le scuole professionali e tutti lavorano, e che forse voleva un mio parere sul fatto se sia bene o male che sia state abolite le scuole di avviamento professionale. E io ho detto che sono 4 anni che faccio propaganda a favore della creazione di un percorso di studi professionali con rapido inserimento nel mondo del lavoro. E su questo c'è la guerra, perché ho proprio qui davanti la storia degli IPS, no? Mi ero preparata proprio perché ormai so che è caldo il discorso. E allora parto subito dalla riforma Gelmini, no? Che è l'ultima, che ha portato da 5 settori e 27 indirizzi, gli IPS, a 2 macro settori e 6 indirizzi, però di 5 anni. L'ultimo anno saranno presenti stage e tirocini laddove disponibili. Però le norme per fare gli stage e i tirocini negli ultimi 2 anni non le hanno ancora fatte. E infatti ho qui proprio un articolo su questo punto, dove ci si lamenta del fatto che ancora non sono stati preparati decreti per attuare questi tirocini con le caratteristiche che deve avere l'azienda che interagisce con la scuola, chi cura il processo, chi dà la valutazione, eccetera, eccetera, eccetera. Quante ore deve durare in un anno, eccetera. Niente, non è stato fatto mai, non si fa mai niente, perché qui l'unica disciplina veramente amata dalla nostra classe dirigente centro-meridionalista è quella di stare lì a commentare quello che succede nel mondo, e se il mondo si lamenta, dire che non ha capito un Kaiser. Il mondo è fatto male, loro lo commentano. Allora, vediamo un po'. Adesso leggo un po' le materie che hanno messo in IPS, in un istituti professionali di Stato. Allora, prendiamo qua. Ci sono i 2 macro settori, no? Servizi, il settore dei servizi e il settore dell'industria e dell'artigianato. Il settore dei servizi comprende 4 indirizzi, quelli per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, i servizi sociosanitari, i servizi per l'enogastronomia, un figlio di quel signore di Sondrio aveva fatto questo, e l'ospitalità alberghiera, i servizi commerciali, la manutenzione e l'assistenza tecnica, gli indirizzi industriali e artigianali, e la produzione industriale e artigianale. Quindi c'è la produzione distinta dalla manutenzione, che sono 2 settori molto ampi. Allora prendiamo uno, servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Allora un ragazzo finisce la media, dice adesso vado perché sono appassionato di agricoltura, mi iscrivo all'IPS. Nota che la Gelmini ha detto l'IPS però non deve dare una qualifica professionale, deve dare un diploma di formazione generalista. Allora, lingue e letteratura italiana, parliamo del primo anno, 4 ore settimanali. Lingua inglese 3 ore settimanali, storia 2 ore settimanali, matematica 4 ore settimanali, fisica 2 ore settimanali, chimica 2 ore settimanali, biologia e scienze della terra 2 ore settimanali, diritto e economia 2 ore settimanali,
tecnologie dell'informazione e della comunicazione 2 ore settimanali, ecologia e pedologia 3 ore, laboratori tecnologici ed esercitazioni 3 ore. Questo è andato lì perché era appassionato di lavoro agricolo e sviluppo rurale. Avete sentito le materie? Che sono poi a scienze motorie e sportive, cioè la vecchia educazione fisica, e religione cattolica 1 ora, totale 32. Vabbè, allora dice, ma dopo, vedrai. Secondo anno, uguale. Quindi già comincia a appassire il giovane, Va bene, terzo anno c'è un certo cambiamento. E c'è sempre 4 ore di lingua e letteratura italiana, 3 ore di lingua inglese, storia 2 ore, matematica 3 ore, cioè cala 1 ora, poi sparisce fisica, chimica, biologia, diritto e economia e comincia biologia applicata. Però il ragazzo ha già più di 16 anni a questo punto. Ecco. Poi c'è chimica applicata, 3 ore, tecniche di allevamento vegetale e animale, 2 ore settimanali, agronomia territoriale e ecosistemi forestali, 5 ore settimanali, economia agraria e dello sviluppo territoriale, 4 ore. Allora, quindi le materie di indirizzo hanno un totale di 3, 3, 6, 2, 8, 5, 13 e 4, 17 ore su 32, circa la metà. In quarta, grosso modo, è uguale, e in quinta, grosso modo, è uguale. Cioè le materie di indirizzo cominciano dal terzo al quinto anno e occupano metà dell'orario, grosso modo. Da notare che la Gelmini ha concesso, proprio perché c'era tutta questa fascia di studenti che andava agli IPS perché duravano 3 anni e non 5 come gli istituti tecnici e licei, ha concesso agli IPS di fare delle convenzioni con le regioni per poter finire dopo 3 anni agli alunni che si iscrivono con una qualifica, no? Però dopo 3 anni cosa ha fatto questo povero ragazzo che voleva andare a lavorare in fretta con una qualifica? Ha fatto per 2 anni un corso generalista, tipo come se fosse andato, esattamente come se fosse andato al liceo, all'istituto tecnico, grosso modo, al liceo quello senza latino e greco. E il terzo anno ha fatto 17 ore settimanali con qualche assaggio di agricoltura, qualche assaggino di agricoltura. Questo per dire, vi ho fatto l'esempio dell'agricoltura, ma se prendo i servizi sociosanitari è uguale. Che dici, Marco? Sì, Sergio, quello che hai restituito tu adesso è la realtà effettiva, e devo dirti che c'è un rischio, diciamo, che quella che è l'istruzione e formazione professionale regionale, che è stata un po', diciamo, nel torpore generale degli ultimi anni, è stato l'elemento di novità, no, sorto sulla riforma Moratti, col il fatto che a seguito della riforma Gelmini le scuole statali possano erogare lo stesso corso. C'è il rischio di uno snaturamento della formazione professionale, chiamiamola così, regionale, perché le forze di pressione del mondo scolastico rischiano di far perdere quella che nella scuola regionale, diciamo, questa parte professionalizzante invece è già presente in modo importante fin dal primo anno. Ma io domenica sono andato a pranzo con un amico, a cena lì a Busto Arsizio, sì, che fa l'insegnante di un liceo. Sai che al liceo ci sono 27 ore nei primi 2 anni e 30 ore in terza, quarta e quinta, no? Allora dice che nella sua scuola gli insegnanti, sostenuti ovviamente dalla preside, eccetera, hanno fatto richiesta alla regione, che l'ha concessa, di poter portare a 30 ore con soldi della regione, finanziamento al precariato statale,
la regione permette alla scuola di assumere precari statali per fare 30 ore anche in prima e seconda, a spese della regione. Quello che dico io sono cascato giù dal pero e ho giurato che la mia campagna contro il gigantismo, finché non trapanerò le teste dei lombardi, non la smetterò mai. Sentiamo il prossimo ascoltatore. Pronto? Pronto? Sì, prego. Io volevo dire una cosa, scusate, lei sta facendo polemica sulla riforma della scuola, ma voi alla riforma Gelmini dove eravate? Eravate lì. Sì. Pertanto quando la Gelmini ha tolto e nel programma togliere ad esempio negli istituti professionali l'insegnamento di arte e storia dell'arte per l'indirizzo turistico professionale, ma voi dove eravate? Eravate lì. Sì. Pertanto, signori, chi è causa del suo male pianga se stesso. Infatti sto piangendo, sto proprio piangendo e cerco da anni di spiegare al crapone lombardo quali sono i veri problemi della scuola. E lo sto dicendo da 4 anni in questa radio, scontrandomi anche a volte con esponenti leghisti scolastici di notevole livello, perché che appoggiarono la Gelmini, adesso fortunatamente non ci sono più e non si occupano di scuola, ma ne avevamo 7 a Roma. Adesso ho assistito a un dibattito dei nuovi senatori leghisti che hanno detto noi abbiamo dovuto ricominciare tutto da capo, perché non sapevamo nemmeno che cosa avevano combinato quelli prima. Quelli prima avevano appoggiato la Gelmini che era centralista e licealista e avevano ostacolato la Prea che invece aveva fatto un'ottima proposta di legge che è stata affossata da tutti e io infatti piango. Ha ragione questo ascoltatore, chi è causa del suo mal pianga, però dopo un po' di pianti speriamo di capirla e di tirare avanti. Vediamo qui, vi faccio l'altro esempio dei servizi sociosanitari. Cosa studia il povero ragazzo che dice vabbè voglio andare a lavorare in un ospedale, voglio fare... Allora, però non voglio andarci a 25 anni con una laurea, anzi a 30 in medicina e la specializzazione eccetera, voglio andarci presto a fare l'infermiere o l'infermiera. Allora si iscrive all'IPS, i servizi sociosanitari. Allora, primo anno, lingua e letteratura italiana, 4 ore alla settimana. Lingua inglese, 3 ore. Seconda lingua straniera, 2 ore. Storia, 2 ore. Matematica, 2 ore. Fisica, 2 ore. Biologia, 2 ore. Diritto e economia, 2 ore. Scienze umane e sociali, 4 ore. 4 ore, Elementi di storia dell'arte ed espressioni grafiche, 2 ore. Metodologie operative, 2 ore. Scienze motorie e sportive 2 ore, religione cattolica 2 ore. Quindi profumo di sanità 0. Secondo anno praticamente uguale. Terzo anno 4 ore di lingua e letteratura italiana, 3 ore di inglese, 3 ore di seconda lingua straniera, 2 ore di storia, 3 ore di matematica, diminuita un'ora matematica e diventata lingua straniera. Ci sono sempre metodologie operative, poi c'è igiene e cultura medico-sanitaria, 4 ore. Psicologia generale e applicata, 4 ore. Diritto e legislazione sociosanitaria, 3 ore. Poi scienze motorie e sportive, 2 ore. Religione cattolica, 1 ora. Quindi praticamente le ore di indirizzo, cioè non di carattere generale che ci sono in tutte le scuole, su 32 sono 3, 4, 7, 10, 14 ore. Sono meno della metà di ore per il povero ragazzo che in un anno, negli altri 2 anni 0, quindi se va via con una qualifica triennale ha sentito solo l'odore, ma poco. Questa è la realtà. Sentiamo il prossimo ascoltatore. Buongiorno prof, sono Marco da Milano. Buongiorno, prego, dica. Padania libera, sempre. Mi interessava avere una sua opinione su un argomento che diciamo mi ha sempre interessato, che è il discorso della scuola privata. Sì. Io
da padano comunque sono sempre stato piuttosto contrario alla scuola privata perché la ritengo un servizio dovuto al cittadino, comunque lo ritengo, la scuola secondo me è un'istituzione che assolutamente lo Stato deve difendere e rendere accessibile, eccetera, eccetera. Però io, padre di 2 bimbi piccoli che vanno all'asilo e comunque amico di diverse persone che hanno ragazzi un po' più grandi, per cui frequentano anche le superiori, noto 2 cose. Uno, la scuola di Stato comunque la pago, l'asilo comunque lo pago, perché non è che siccome è statale per me è gratuito, anzi è costoso, perché comunque la mensa si paga, tutte le varie attività si pagano. L'asilo, cioè dai 3 ai 6 anni sta parlando. Perfetto, la scuola materna. Scuola materna, sì. Esattamente. Per la famiglia comunque non è a costo zero, ha comunque, anche se relativamente, ha un costo. Poi l'asilo chiude a fine giugno, il luglio e agosto è scoperto. Esattamente. Anzi, metà settembre anche a volte. Sì. Perfetto. Per cui questa è la prima cosa che io noto. La seconda è quella che più mi inquieta, tra virgolette, è che se io ho un problema con un insegnante piuttosto che con un insegnante, io devo stare molto attento a come mi comporto, cioè, perché sono sempre sotto scacco di ritorsione. Se vado dalla direttrice del plesso mi dice ma devo stare attento a come mi muovo perché sennò questa mi denuncia per mobbing, cioè tutta una serie di cose che allora dico, chiaro, se potessi permettermelo mando i ragazzi o i bambini in scuola privata, quantomeno ho un servizio diverso, per cui mi interessava capire da lei questa scuola italiana del Menga alla fine che valore ha, cosa ci dà. Grazie, l'ascolto per radio. Se lei mi ascolterà ancora capirà qual è lo schemone interpretativo. Noi abbiamo sempre sostenuto il buono scuola, cioè il fatto che lo Stato desse al genitore l'equivalente dei costi dell'istruzione. Tipo, lo Stato per ogni alunno iscritto nelle sue scuole spende 7.000-8.000 euro all'anno. Alla scuola riconosciuta paritaria che prende alunni ne dà 4.000 per alunno. Quindi lo Stato per ogni alunno che va alla paritaria risparmia 4.000 euro. Però non lo fa volentieri, perché lo Stato italiano, e adesso sappiamo il perché, prima eravamo rimbambiti, e come dice il signore là, chi è causa del suo mal pianga se stesso, infatti io continuo a piangere, eravamo rimbambiti e non capivamo un Kaiser, noi non capivamo niente di tutti questi meccanismi qua, non capivamo perché non venivano applicate le leggi sulla scuola professionale alle regioni, non capivamo perché lo Stato non volesse risparmiare dando i soldi al genitore che poi andava a spenderli nella struttura scolastica che più gli era congeniale, che questa è la filosofia di fondo. Non capivamo perché da padani, dice, da padani eravamo contro ai trafficoni. Allora dicevamo, nelle scuole private sono trafficoni, che era vero per molti aspetti, ma non sarebbe stato più vero con questo schema, perché le scuole di una volta ricevevano il finanziamento statale tramite conoscenze, amici degli amici, magari inseriti nello Stato, eccetera, eccetera. Invece il meccanismo limpido e puro del buono scuola, cioè io ti do genitore 4.000 euro, tu dove vai iscrivi il figlio, quella scuola finché tu c'hai il figlio lì prende 4.000 euro, se tu lo ritiri lui li perde. E sarebbe stato il genitore, almeno fino alle elementari, il filtro e il controllo massiccio e totale sul buon funzionamento degli istituti. Certo, qualcuno che fa il furbo, che inganna, c'è sempre, però mediamente ci sarebbe un controllo di massa e una purificazione e una attenzione permanente sul buon funzionamento. E anche uno nuovo che vuole aprire sa che se trova 15 genitori che gli scrivono i figli fa una classe e automaticamente
gli entrano, e che sono meccanismi usatissimi in tutta Europa, questi qua, sono meccanismi usatissimi, cioè c'è il finanziamento alle scuole autonome, il buono scuola, e la scuola di Stato che però, abbiamo spiegato abbondantemente il modello, ad esempio finlandese, che è quello che funziona meglio, che dà i maggiori risultati, dove gli insegnanti li assume il comune assieme alla scuola, il comune e la scuola. Si potrebbe fare anche qui, sarebbe semplicissimo. Si potrebbe anche fare, per la vera ragione per cui qua vogliono tutto statale, è che in ciò che è statale c'è la graduatoria nazionale, il concorso nazionale, e quindi tutti i posti vanno al sud. Al sud ma anche, guarda, voglio fare un passo in più, anche se facessimo il concorso mondiale, perché noi siamo mondialisti, il padano è proprio il più universalista che c'è, infatti il cattolicesimo come forte in Lombardia e in Veneto nella sua veste proprio universalista, non il cattolicesimo, quello diciamo che serve a proteggere la famiglia propria, no? Il cattolicesimo universalista, quello che ogni uomo è mio fratello in tutto il mondo, eccetera, eccetera, è fortissimo proprio in Lombardia e Veneto. Se andate a vedere tutti i matti che sono in giro per il mondo a dedicare la vita intera a aiutare rischiando, morendo, sono tutti di qua, lombardi e veneti, quasi tutti, non solo, ma quasi tutti sono di qui. Noi siamo fatti così, solo che in questa apoteosi di mondialismo spirituale e pratico ci siamo fatti soffiare l'organizzazione dei servizi a casa nostra, e infatti abbiamo il tasso ormai di procreazione più basso del mondo, perché fare figli in queste aree è diventato praticamente impossibile, e quindi la soluzione c'era, solo che per avere questa soluzione si sarebbe dovuto fare, chiunque ha toccato questo tasto, mi ricordo che fu toccato a partire già dagli anni '80 il tasto del buono scuola, è stato fulminato, è stato demolito, e la regione Lombardia un po' ha provato a farlo, però la regione Lombardia languisce, non riesce a... E poi una battaglia frontale con lo Stato per l'applicazione del titolo V della Costituzione, che dà alle regioni l'organizzazione di tutta la scuola, non solo di quella professionale, non è mai stata fatta, perché evidentemente anche le regioni del nord non si sentivano pronte per farla. Sono usciti degli articoli su questo molto precisi, molto chiari e molto netti. Noi stessi, e sto ancora piangendo, quando Formigoni e Laprea 2 anni fa chiesero al governo di concedere a titolo sperimentale alla Lombardia di fare l'assunzione diretta degli insegnanti negli istituti scolastici, la Lega non sostenne questa cosa. Anzi, la Lega sosteneva tramite suoi portavoce il concorso regional-nazionale, cioè che i concorsi si facevano sì regione per regione, però l'immissione in ruolo era nazionale e la partecipazione era nazionale, quindi i trasferimenti erano nazionali, cosa di cui adesso non si parla più, ma non si parlò nemmeno allora. Io per quello insisto, ma lo farò, ho detto che lo faccio io semmai. Facciamo una mail list di tutti quelli interessati a un dibattito sulla scuola e mi mandano gli indirizzi e la costruiamo. Chiunque è interessato a dibattere sulla scuola, a vedere le idee, eccetera, eccetera, può scrivermi a questo indirizzo che adesso ridò, e questo dibattito lo dobbiamo rendere ampio, permanente, scritto poi, perché quando scrivi non puoi solo lanciare così delle pulsioni emotive, magari contraddittorie, dove cominci dicendo A e finisci dicendo il contrario di A. Devi fare il succo del tuo ragionamento e metterlo lì e guardarlo e leggerlo. Però la mail list funziona perfettamente, cioè tu scrivi, tutti quelli che fanno parte di quel forum, cioè di quella platea lì, la vedono, con calma la leggono, con calma rispondono,
e così c'è modo di sfruttare il computer nel modo giusto, perché aiuta il dibattito. Quindi io adesso vi do l'indirizzo, che è preside.vice@gmail.com. Questo è l'indirizzo. Certo. Sì. Volevo intervenire in merito a quanto diceva l'ultimo ascoltatore sulla scuola privata. Tu giustamente, io concordo con la tua visione, no, del buono scuola. Abbiamo visto come sistema regionale, per quanto riguarda il punto di istruzione e formazione professionale, si basa proprio su questa modalità. C'è da dire che poi, e mi auguro se c'è qualche ragazzo all'ascolto, magari può telefonare e dare la sua testimonianza, che i ragazzi a scuola sono, nelle loro manifestazioni di scioperi, eccetera, sono strumentalizzati regolarmente nel manifestare contro l'istruzione privata, no? Sì. I soldi che vanno... È un disco rotto che continuano a mettere su. Esatto, con un linguaggio tra l'altro che si è fermato 50 anni fa, eccetera. Ma in realtà, io ti dico quello che vivo io, quando ragioni con i ragazzi, parli come va la scuola, come va l'andamento, quello che loro si lamentano maggiormente sono due problemi. La mancanza di continuità didattica con i docenti, cioè che ogni anno cambiano i professori, certo. E poi si lamentano degli orari. Dell'orario troppo pesante. Ma perché devo fare 3 pomeriggi? Perché... Esatto. Cioè, quando poi ragioni con loro effettivamente sul loro vissuto, sul loro quotidiano, fuori da quelle che sono manifestazioni strumentalizzate a cui spesso aderiscono per magari spirito di compagnia, ma non sanno neanche, tranne pochi, perché stanno andando. I reali problemi sentiti sono questi. Sono quelli. Almeno questa è la mia... Ma ci ho impiegato anni anch'io, perché anch'io ero come quello che ha detto: io, essendo padano, ero per la scuola di Stato. Anch'io ero padano, comincia con la P, cioè capivo un Kaiser e non capivo che cosa voleva dire Stato, che cosa voleva dire regione, che cosa voleva dire cooperativa, che cosa voleva dire famiglia e genitore, ma non in termini morali, in termini di capacità imprenditoriale e di controllo e di potere e di gestione. E cominciai a capire, diventato preside, che immediatamente sposai la teoria del buono scuola. Dopo aver visto com'erano gli insegnanti, com'erano i bidelli, da dove venivano, che testa avevano, chi rimandava, come si trasferivano, come si spostavano, come si faceva fatica a organizzare, come si faceva fatica a far tutto, ho capito. Però è stato sempre peggio, perché prima, bene o male, per esempio parliamo delle maestre, io ancora fino al 2006-2007 qualche maestra nativa di qui che conosceva la vita, i problemi, il modo di fare, eccetera, di qui, ce l'avevo. Ogni volta vai ad andare in pensione di quelli, zac, ne arrivava un altro da dove? Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, tutto, continuo. Quindi, mentre invece nelle scuole non statali c'è il paria del nord, il precaria del nord, come te, Marco, che hai 35 anni passati e sei ancora precario con l'incarico annuale nella scuola privata, perché in quella pubblica, che lavorano di meno, prendono di più, hanno il posto sicuro, non si riesce a entrare, perché tramite il meccanismo della graduatoria nazionale, del concorso nazionale, entrano sempre quelli di giù, perché c'è sempre più punti. E guarda che, Sergio, e poi alla fine, purtroppo, ma come dicevi tu a inizio trasmissione, io ti stavo ascoltando, è una questione di, tutti fanno sui principi, no? Ma in realtà è una questione di risorse, di mero calcolo. No? Perché, ma non chiamiamolo più mero, perché è una questione di calcolo ben preciso, fatto sì, però di nascosto, perché loro conoscono bene il pirla del nord, il padano, i meccanismi per esempio di formazione del punteggio della persona che va a fare il concorso o va poi a inserirsi nel graduatorio, non li conoscevano, non li conoscono.
conoscono tutto e sanno cosa vuol dire avere un parente così, un nipote cosà, a carico uno con quella caratteristica, avere una malattia propria che può essere valorizzata, avere una allergia ambientale che può favorire un trasferimento. Sanno tutto, solo il pirla del nord non sa mai niente e quindi pianga, è vero, deve piangere. Chi è causa del suo mal pianga se stesso. Adesso il pirla del nord è diventato anche licealista e col complesso di inferiorità verso il latinorum, e quindi ciao, siamo fatti. Vabbè. Ma sai, Sergio, che su questa cosa qui io mi sto facendo una mia teoria, sto cercando di... Sono convinto che in fondo c'è uno scontro di mentalità profondo, no? Tra noi padani, diciamo noi del nord, e la cultura meridionalista, no? Sulla questione del lavoro. No? Per loro il lavoro forse da un retaggio ancora degli antichi romani è qualcosa da far fare agli altri, no? E quindi c'è tutta questa... Sì, ma per il ceto medio però, perché i contadini al sud lavoravano, infatti sono andati in America quando c'è stata la crisi dopo l'unità d'Italia e sono andati hanno lavorato anche. Il problema è proprio la classe dirigente centro-meridionalista, chiaro. Basata a vivere di rendita nelle città e a ragionare così. Scusa Sergio, la classe dirigente meridionalista che è insidiata in tutti i gangli dello Stato. Quindi, ha preso in mano lo Stato, certo. Vabbè, siamo così. Adesso Salvini è andato giù a predicare, ma ho sentito che oggi da Napoli l'hanno fatto scappare. Lui era tutto contento perché lo applaudivano, invece oggi a Napoli zac, gli ha detto vai a lavarti nel Po, Pursilun. Che smacco. Ma la polizia non esiste lì. Cioè, se uno fa un comizio, io la domanda che mi sono fatto guardando le trasmissioni a cui nessuno ha risposto e che nessuno ha nemmeno accennato è: ma se c'è un comizio autorizzato legalmente e c'è qualcuno che va a disturbare, non c'è qualche forza dell'ordine che interviene per consentire che avvenga ciò che è stato autorizzato dalla legge, dallo Stato? No, vanno lì e ti bloccano. D'altronde, come si chiama quello là che è andato con il capo del governo, prefetti, eccetera? Genia Garogna comanda loro, non ce n'è di palle. Ma è significativo. E quindi lo Stato, quando dicono lo Stato è forte solo qui da noi, perché qui da noi sanno che noi siamo obbedienti, e cantiamo l'inno. Siamo civili, non ci piace il casino, non ci piace il sangue, non ci piace il bordello. Vabbè, dai, teniamo duro, siamo cattolici universalisti, vogliamo il bene dell'umanità intera e non riusciamo a combinare un Kaiser. Vabbè, Lenshi, chi è causa del suo mal, diceva. Va bene, ciao Marco, alla prossima a tutti gli ascoltatori, saluti. Avete ascoltato Scuola Padana.